È arrivata in commissione una proposta di legge per disciplinare la professione della guida cicloturistica. Ovviamente nulla in contrario, resta il fatto che continuando così noi non arriveremo mai a disciplinare complessivamente le professioni turistiche. Si è parlato dei maestri di sci, si è parlato delle guide di mezza montagna, si sono trovati degli espedienti e certo il fatto che chi si occupa di turismo in modo professionale, come le guide, nelle nostre città si trovano a dover concorrere con persone che vengono da paesi più diversi, non si capisce con quale professionalità, che fanno loro una concorrenza sleale e non garantiscono nessuna delle competenze che le nostre guide debbono avere per poter esercitare la professione. Allora io credo che o il problema si affronta complessivamente e si disciplinano le professioni, oppure un colpo alla volta, disciplinando una volta una volta l'altra delle singole particolarità, non ne usciamo. E peraltro anche nel caso del cicloturismo, lo dico scherzando, se la competenza è guida è chiaro che si rinvia al problema generale. Se è il cicloturismo potremmo chiamare un riparatore di biciclette, ma il problema ovviamente non è questo.